ringrazio i partecipanti, quindi non solo i ragazzi di Montevago che hanno allestito quello che vediamo in questo momento, ringrazio anche il carrista di vino di Sciacca e i ragazzi di Santa Margherita che ne porteranno un altro, quindi sono 3 i carri che sfileranno per questo anello che noi abbiamo e che consente veramente non solo di fare una manifestazione di grande respiro, ma soprattutto consente di non avere, diciamo così, intasamenti in termini numerici. E poi ci saranno i balli, ci sarà divertimento, quello che in questi 2 anni è mancato per via della pandemia. Vuole essere un augurio a ricominciare a vivere, a ricominciare a divertirsi. La cosa che voglio sottolineare è che in questo mese, perché loro hanno messo poco meno di un mese per allestire tutto questo, e in questo mese è stato anche questo un luogo di aggregazione giovanile. Si sono trovati qua tutti i ragazzi di Montevago fino a tarda sera per poter lavorare insieme e realizzare qualcosa che ora consentirà loro 4 giornate di divertimento. Si sente il profumo di saziezza e il profumo di lo baccalà. Stanotte fatti fare una carezza che dice quello che fa di creare. Questo carro quest'anno abbiamo deciso di parlare sul caro gasolio, caro benzina che c'è. Abbiamo deciso di dedicarlo su questo tema e quindi questo tema ci ha portato in Arabia Saudita, il caro petrolio, il prezzo del barile e così via. E quindi il caro benzina, e abbiamo deciso di dare un titolo siciliano a Chiana e Scinne, quindi il doppio senso per trarre l'allegoria, quindi il prezzo della benzina che sale e scende, quindi a Chiana e Scinne, quindi in maniera allegorica abbiamo dato questo significato così spontaneo. Sono 4 giorni di carnevale, ci saranno le sfilate dei carri allegorici, dei gruppi mascherati per le vie del paese. I carri allegorici saranno 3, uno realizzato da un'associazione di Sciacca, l'altro da un'associazione di Santa Margherita e il terzo da un'associazione di Montevago. Sfileranno dalle 16 fino all'1 tranne l'ultimo giorno, il 21 abbiamo deciso di chiudere la manifestazione alle 2. Domenica nel pomeriggio ci sarà il carnevale per i bambini, anche questo molto partecipato lo scorso anno che l'abbiamo fatto, quindi inizierà alle 3 e poi in continuità con il carnevale dei bambini ci sarà la sfilata dei carri allegorici.